Una batteria di almeno 3 persone immortalate in azione mentre agivano travisate con cacciavite e arnesi da scasso si è messa all'opera nella notte tra mercoledì e giovedì, prima alla filiale Friuladria di Piazza Vittorio Emanuele a Noventa di Piave, poi, dopo la fuga senza ottenere risultati, in un'altra filiale Friuladria, stavolta in località Zelarino sulla Castellana all'altezza di via Crivelli. Pure in questo caso i malintenzionati hanno tentato di forzare il bocchettone di erogazione delle banconote, ma invano. È scattato l'allarme e per i delinquenti non è rimasto altro che scappare a mani vuote. Tornano i furti all'interno delle chiese. Questa volta a essere violata è stata la chiesa di Piazza Marconi a Teglio Veneto. Il bottino è di appena 50 euro. La cassetta delle offerte è stata forzata. Il prete, don Endris Mariano Ferraresso, ha denunciato l'accaduto ai carabinieri di Villanova di Fossalta. In passato si sono verificati episodi simili. A Caorle, dopo Pasqua, ci sono stati 3 furti alla Madonna di Pompei, al santuario Madonna dell'Angelo e al Duomo. Il reo confesso, poi rilasciato dopo la convalida dell'arresto, aveva adoperato dei magneti, una tecnica diversa. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Bressanone erano sulle sue tracce da domenica 20 marzo. In poco meno di un mese hanno chiuso il cerchio su un pregiudicato 36enne, sul cui conto il Tribunale di Venezia aveva emesso un'ordinanza di carcerazione per l'esecuzione di pene concorrenti per 4 anni, 4 mesi e 18 giorni, per furto, lesioni e rapina. Il malvivente era riuscito a fuggire a un primo controllo gettandosi nelle acque del fiume Isarco. Nelle scorse ore il blitz decisivo che ha permesso ai militari di stringergli le manette ai polsi.